Giro di boa nella serata, quarta corsa, un confronto per cavalli di 3 anni sulla distanza del miglio, 10 dietro le ali dell'autostart, lo schieramento, 1 Dawson dei Greppi, 2 Dakota Fanning, 3 Desert Storm Ferm, 4 Desipan, 5 da Kiri Alor, 6 da Granit Deepa, in seconda linea 7 Diletta Rec, 8 Divina Breed, 9 Darkness, 10 Day Love Deepa. Favori in chiusura sono per Dawson dei Greppi, numero 1 Nicola Del Rosso. Intanto c'è la rottura di Kiki Alor, mentre si avvantaggia subito Desert Storm, che va a condurre nei confronti proprio di numero Dawson dei 5 Greppi. di Kiki Alor, squalificato. Sulla curva conduce Desert Storm nei confronti del numero 1 Dawson dei Greppi. Sono i due più attesi, con Dawson dei Greppi che comunque è favorito. Desipan, Diletta Rec più indietro, mentre c'è la progressione esterna da parte del numero 8 Divina Breed, che in breve raggiunge la testa e dopo 400 metri in 30 e mezzo cerca di agganciare Desert Storm, che accompagna dopo 600 metri di gara. Intanto 46,3, Desert Storm fermi in vantaggio nei confronti di Divina Breed. Alla corda è sempre Dawson dei Greppi, al largo c'è anche Diletta Rec, poi Darkness, in coda intanto è Day Love Deepa, e se ne vanno gli 800 iniziali in 1:1. Cavalli a completamento del chilometro, sempre in vantaggio Desert Storm ferm, chilometro in 1:16,2. Insiste però al suo esterno Divina Breed, che attacca con estrema decisione a 500 dal palo. I due in vantaggio sono seguiti da una seconda pariglia formata da Dawson dei Greppi e Diletta Rec. Si affronta l'ultima curva, sempre appaiati al comando Desert Storm Reb e Divina Breed. Desert Storm cerca di ribattere a Divina Breed, che insiste nella sua offensiva. Intanto lo squalifica per Day Love Deepa. Siamo addirittura d'arrivo con Desert Storm che cerca di allungarsi, mentre c'è l'errore di Divina Breed, e così all'attacco va Dawson dei Greppi, che nel finale coglie in crisi il battistrada e passa per vincere di misura. Ci sarà probabilmente il ricorso alla foto, ma l'impressione è che sia passato Dawson dei Greppi. Al terzo posto finisce invece Diletta Rec, 1:15,3, ragguaglio conclusivo. Andiamo però a rivedere le fasi finali, perché è un arrivo abbastanza stretto. Desert Storm ferm lungo la corda e Dawson dei Greppi al suo esterno, che scatta, guadagna terreno nelle battute conclusive sul traguardo. È Dawson dei Greppi che probabilmente riesce a battere l'avversario, ma i due sono davvero vicinissimi, quindi aspettiamo la fotografia, perché è davvero molto stretta. Di solito il cavallo all'interno ha un minimo di vantaggio, ma all'esterno Dawson dei Greppi sembra aver piegato, come ci mostra anche il fermo immagine. Dawson dei Greppi di un pizzico riesce a piegare Desert Storm ferm, quindi rispetta il pronostico di favorito Nicola Del Rosso, con Dawson dei Greppi, Roberto Biagini al training per il signor Nicola Del Rosso.